Bella raga, ciao a tutti dal Comodore Veneziano, siamo già in pista, 14esimi. Io non mollo, non mi interessa che sono indietissimo, se non è una gara per niente favorevole. Io sono come Alberto Malesani, io non sono mollo, io non sono mollo. Dai fiori, dobbiamo dare tutti. Possibilità quasi zero di arrivare a podio, lo dico già fiori, io ci proverò, metterò il cuore oltre l'ostacolo. Ma qua forse si decide il mondiale a mio sfavore, eh. E lo voglio dire, voglio avvertire che devo fare un'impresa no titanica, di più. La partenza non è neanche brutta in realtà, però fare 3 giri così la vedo un'impresa abbastanza titanica. Peccato, era un bel campionato. Potevo fare bene, ma nelle gare sfavorevoli ancora non sono pronto. Altro che livello, purtroppo la pole di Silverstone, cioè veramente è stato un male purtroppo, perché ero convinto di poter già andare il prossimo anno di livello reale, anche fare il figo, invece è ancora molto dura la strada, molto dura. Come provaci, non hai nulla da perdere, insomma, in realtà non è vero che non ho nulla da perdere, però proviamoci. Bravo, dai, mettici i coglioni, come tu puoi, tu puoi tutto, tu sei un cuore, i Cube possono tutto. Certo che Kent è veramente impeccabile, è veramente una roba, è un pittore ragazzi, è il Claude Monet della Moto 3. Ti prego vai a sbattere, senza farti male chiaramente. Un po' di criptonite, fiori, un po' di criptonite. Come tirala fuori. Sul primo giro è un po' di studio, quindi non. E qua vanno un po' fuori, forse? Sono andati un po' fuori, qua sono tanto vicini. E infatti mi sono avvicinato a sbrega anch'io. E godo. Dai, nulla ancora perso. Nella vita tutto è possibile, soprattutto in queste cose. I finali comediani di stagione sono però veramente incredibili. Adesso, cioè, non so, veramente. Sembra fatto apposta, ma io ogni finale è così. Cioè, non c'è un finale scontato in sto cazzo di canale, perché. Kent sta crollando, Kent anche Kent ha paura. Anche Kent ha paura ragazzi, Kent è quarto, sono fuori anche dal podio addirittura. No, terzo forse, sì, terzo scusate. È il terzo Clark. Giro record di veneziano, il potenziale c'è allora. Il potenziale c'è, basta tirarlo fuori. Prego, tiralo fuori, no il pacco, però tira fuori il potenziale, il pacco, no. Quello con le ragazzine. Quale ragazzette qua del gioco, fiori, che non pensate. Non penso che qua si va presto a pensare male. Niente, purtroppo non ho nessuna curva dove recupero tanto. Addirittura ho perso 2 posizioni. Questa l'ho presa bene, per fortuna, la disperazione proprio. Desperation, desperation. Kent torna secondo, una lotta bellissima davanti. Come ti prego, mettiti anche tu con loro, provaci almeno, provaci. Dimostra al mondo che non sei un qua, ma che sei un gran pilota. Stiamo avvicinando, ma ancora chiaramente non basta. Sto quinto posto sta veramente distruggendo i maroni. No, questa è una curva che faccio malissimo purtroppo. Però dai, non ho perso tanto, non perdere qua, dai. Non posso fare errore così sul rettilineo, cazzo. Vediamo se qualcuno ci vuole bene, ragazzi. Vediamo se qualcuno ci vuole bene, riusciamo a trovare una curva. Basta una curva, se vado davanti a loro dopo posso difendermi alla grande. Bravo, questo l'ho presa benissimo. Sì. Vediamo se perdo il giro record, questo è il giro per il giro record. Giro record del quarta, vediamo se abbiamo fatto noi, non lo so, non penso, non mi sembrava un giro stupendo. No, fuori. Non ho parole. Perdiamo così un mondiale. Niente. Non è ancora il nostro momento. Sì, questa gara mondiale ufficialmente è andata. Impietriti i Kumenda fans, ragazzi. Impietriti.
Come rassegnato proprio. Lo sport è anche questo. La tentazione di deviare lo ammetto che c'è stata, ma è giusto così. Io devo dimostrare. Se dico una cosa è così. Come ho fatto a sbagliare? Errore mio, è completamente errore mio. Errore imperdonabile. Lasciamo la Moto 3 perché in 3 gare non posso recuperare più di 30 punti. È proprio impossibile con un Kent così. Vabbè. Di troppo vuole nulla stringe. Ho tentato di recuperare, d'altronde questo dovevo fare, anche se l'avevo quinto cambiava poco purtroppo. Finisce Kent, arriva secondo, almeno non vince, ma cambia poco la morale, è una sola. Il Kuma è fuori dai giochi. Beh, ci sono rimasto male. Mentre i protagonisti... I punti di svantaggio sono 27. Impresa disperata 3 gare dalla fine. Raga, non mollo e non mollo. Super pole position a Filippo Isola. Silenzio, cazzo. Il Kuma quando vuole sa fare il suo. Andiamo subito a chiudere Kent. Ti prego Kent, non arrivare secondo. Io ancora ci credo, c'è poco da fare. Un Kuma è un combattente, il Kuma. È chiaro che devo vincere assolutamente qua, non devo fare calcoli. Sfida con Clark. Purtroppo Clark è già in seconda posizione. Non c'è niente da fare, Clark pompa. Piano, come piano. Clark è primo. E la cosa non mi piace. Lotta con Clark, lotta, non buttiamolo fuori, dobbiamo essere sportivi, dai. La tentazione c'era, però è giusto così, dai. Kent supera, ha perso anche la posizione. Pure mi fa un po' paura, lo ammetto. Guarda come mi tallona Kent. Però dai. Mamma mia, ti odio Kent. Hashtag io odio Kent. Mamma, si asserisce anche Oliveira nel duello, mamma mia. Non ne posso più, fiori. È una Moto 3 incredibile. Durissima. Vediamo se Ascolana... a Nika giro record, se Ascolana mi fa un miracolo di finire secondo, sarebbe la cosa più bella del mondo. Io devo vincere però, non ho alternative. Purtroppo veneziano non ha alternative. Se la stanno giocando Ascolana e Clark. Che gara di cuore, veramente, in una gara dove non vado benissimo. Sto mettendo tutto il mio cuore, fioi, per voi. Eccolo là, subito Kent, pronto. No, non è Kent, è Navarro. Che succede, Beppe? No, il quarta, non capisco più un cazzo, fioi. Concentrato sulla pista, come non guardare i risultati, porca di quella vacca. Bravo, quarta, bravo. Il Come sa che l'impresa è disperata, lo sa. Anche i suoi tifosi, anche le ragazze adesso sono meno vogliosi di manubrio e hanno un striscione Comendone. Ti prego, regalaci un sogno. Portaci la Moto 3. E dopo il manubrio. È quarto addirittura Kent, non ci voglio credere. Perché non finisce adesso la gara? Perché? Perché non è questo l'ultimo giro? Certo che le stagioni comegnane sono data tensione, però Ultimo giro. Ultimo fottutissimo giro. E adesso come vinci per noi. E speriamo che dietro non succeda qualcosa.
Kent è quarto, è pazzesco. O adesso mai più, come l'ultima possibilità di rientrare. Chiaramente devo vincere tutte e due, adesso devo fare il filotto, se no non vincerò mai il mondiale. Dato che i finali di stagione come indiani sono da ricordare. Io mi ricordo la vittoria del primo mondiale in MotoGP 13, ragazzi, l'emozione è veramente forte, Ti prego, dai, per tutti voi, cazzo, voglio vincere per voi, che mi supportate in maniera devastante. Siete meravigliosi, siete. No, mamma mia, ho sentito il culo partire. E infatti il quarto è davanti. No, no, cosa ho fatto? Do a Kent la seconda piazza. Che schifo, ma no, non volevo fare assolutamente una cosa del genere. Non ho parole. Vabbè. Il destino è questo. Kent arriva secondo proprio di fortuna. No, addirittura Kent mi supera! Kent non cade mai, Ci ho provato, Fiori. Ci ho provato. Andiamo a vincere alla grande. Che cume però, Fiori, veramente un cume stoico. Attenzione! Yes! Andiamo a vincere, ma la soddisfazione è a metà. Purtroppo prende 20 punti, Danny. Il parco chiuso Meno 22. Con 2 gare dalla fine è pressoché impossibile vincere. Ma puttana. Ma porca puttana. Vabbè, noi comunque ci proviamo, raga. Un saluto del comandone veneziano. Buona gara, vittoria, pole e giro veloce. Raga, un saluto del comandone veneziano. I suoi festeggiamenti completamente meritati, ha saputo